Voi siete le vincitrici di questo concorso legato alla biodiversità. Come si chiama questo progetto e come è iniziata l'idea? Insomma, da dove avete preso spunto? Allora, il progetto si chiama Scarabaus. Abbiamo preso ispirazione in realtà dal paesaggio dell'azienda Calmonda, che appunto ci ha proposto questa simbiosi con la scuola e l'azienda, e l'intento era quello di mantenere una linea pulita per poter far integrare il nostro progetto all'interno dell'ambiente. Quali sono le caratteristiche che vi piacciono di più del vostro progetto, che comunque secondo voi sono stati punti forte? Secondo noi, secondo me, poi parlo anche a nome loro, i punti forti sono il fatto della duplicità del materiale e si compone infatti di due elementi in legno e in rete metallica. La rete metallica è una parte permanente, mentre il legno è ovviamente decomponibile, con l'idea di far mantenere l'habitat agli insetti durante tutto quanto il ciclo del tempo, ovviamente, perché ovviamente il legno si decompone mentre la rete metallica no. Pensavate di arrivare prime, di vincere? Ci speravate? Allora, ci speravamo sicuramente, ovviamente. Avevamo degli avversari non da poco, i nostri compagni di classe hanno tutti quanti prodotto dei progetti davvero notevoli, infatti non ce l'aspettavamo per nulla, ecco.